Ciao, in questo video affronteremo e vedremo nello specifico uno dei tanti esempi di comportamenti conformi alla sicurezza qui a scuola, ma che poi potranno essere utili anche nel mondo del lavoro. Affronteremo i rischi in cui si può incorrere quando si è all'interno del laboratorio automotive. L'operazione di oggi è il classico cambio dell'olio, effettuabile sia in officina che in fai da te. Come vedete, gli operatori stanno alzando una macchina con il sollevatore a carrello per accedere alla zona di lavoro. Ma lo fanno senza prestare attenzione al posizionamento del sollevatore e senza mettere in sicurezza l'auto. Per compiere l'azione adeguatamente, l'operatore dovrebbe controllare il corretto posizionamento del sollevatore e posizionare il cavalletto di sostegno nei punti indicati dal costruttore, in caso il sollevatore ceda per un malfunzionamento nella parte idraulica. Quindi ricordiamo assieme le 3 regole della sicurezza nel posto di lavoro. Prima regola, fare attenzione. Seconda regola, fare attenzione. Terza regola, fare attenzione. La sicurezza è importantissima sopra ogni cosa.